Giornata numero 11 del campionato di promozione siciliana Girone B. Il Lascari Cefalù prova ad approfittare del pareggio nell'anticipo del Città di Villafranca, ospitando tra le mura amiche dello stadio Ilardo il comprensorio del Tindari, e come stiamo per vedere dalle nostre immagini sarà una partita senza storia. Si parte al minuto numero 2 con questa azione sulla destra del Lascari Cefalù che trova la conclusione, poi il tap-in sul secondo palo è vincente ed è da parte di Cutugno, che alla prima tra le mura amiche della sua nuova squadra trova subito il gol dell'1-0. Passano pochi minuti e ci prova per la prima volta, anche una tra le ultime per la verità, il comprensorio del Tindari con questa giocata individuale e questo destro di Cangemi che trova la parata di Mammano. Ma al minuto 27 calcio di punizione di Peppe Fazio, rimane fermo il portiere ospite e 2-0. Poco prima della mezz'ora la firma, la pennellata del centrocampista di grande qualità a disposizione di mister Giovanni Comito, e insiste il Lascari Cefalù alla ricerca del terzo gol. Qui l'anticipo da parte del portiere ospite sul tentativo in scorribanda di Moccero. Proprio su queste immagini termina il primo tempo, ripresa che si apre come stiamo per vedere ancora con Lascari Cefalù in attacco. Nello specifico ci prova Pastorella con un servizio ricevuto e uno scambio che porta alla sua conclusione, come stiamo per vedere, di poco fuori. Il diagonale destro dell'ex giocatore tra le altre della Don Carlo Misilmeri. Poi a un quarto d'ora dalla fine altra opportunità per il Lascari Cefalù, con questa conclusione respinta. Sulla ribattuta arriva Justice Bocciuei, minuto 74 e 3-0 per il Lascari Cefalù che vola sulle ali dell'entusiasmo. Il pubblico presente all'Ilardo non può che applaudire la squadra di mister Comito, che nei minuti finali riesce anche ad arrotondare il risultato con la scorribanda sulla sinistra di Danny Moccero, che va a recuperare una palla che sembrava persa, poi allarga il piattone destro, la mette sul palo lontano, gol del 4-0. Poco prima del triplice fischio non poteva che esserci anche la firma del bomberone del Lascari Cefalù su questa vittoria che arriva dopo 5 minuti di recupero e soprattutto dopo i 3 fischi da parte del direttore di gara. Lascari Cefalù che schianta il comprensore del Tindari con un netto 5-0 e si porta in testa alla classifica. Da Sportisiri è tutto, alla prossima!